Referendum separazione, il 1° dicembre è la data migliore e l'unica possibile per non andare a votare a ridosso di Natale o durante il ponte dell'Immacolata. Il governatore spiega i criteri con cui è stata scelta la data. Giusto che i cittadini si esprimano, ma separarsi è sempre un errore. Il presidente della Confcommercio della città metropolitana commenta il referendum. Piazza San Marco è un luogo turistico sempre più lontano dalla vita dei veneziani, nasce un comitato di residenti per restituirla alla vita sociale della città. Mentre partono le norme antismog a Zelarino, i residenti chiedono un tavolo urgente con l'amministrazione perché si trovi una soluzione al traffico. Maltempo dichiarato lo stato di attenzione su tutto il territorio dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani. Pescato illegale di vongole, 2 pescatori chiogiotti sono stati multati dai carabinieri. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano il presidente Zaia spiega perché è stato scelto il 1° dicembre come data per il referendum. Ho chiesto ai miei un sacrificio che li ringrazio e gli ho detto: guardate, a me non interessa, lo facciamo il primo, ancora gli impianti sono chiusi, non abbiamo nessuna scusa per nessuno, mi sembra una data pulita e purtroppo non riuscivamo a anticipare ancora di più perché non ci stavano con i tempi e c'è tutto un tema di pubblicazioni. Per questo è il primo, non c'è nessuna strategia dietro. Le polemiche, o se si preferisce sfumare i toni, il confronto dialettico che si è aperto con l'indizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre non vive delle sole differenze d'opinione tra chi preferisce lo status quo alla creazione di 2 comuni distinti e viceversa, ma in un clima che si preannuncia rovente persino la data stessa della votazione. La consuetudine prevede non si voti per un cambiamento di confini amministrativi nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Comunale e con l'elezione del nuovo sindaco a primavera, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando quella del TAR, ha dato il via libera al referendum, le ipotesi di voto erano 2, o entro il Natale di quest'anno o nel 2021. Il 1° dicembre fissato dalla Regione è però scontentato chi lamenta poco tempo per la campagna elettorale, ma in un certo senso, sostiene Zaia, quella data era inevitabile. L'8 dicembre è l'Immacolata e direi che non sarebbe stato sostenibile dovevo convocarlo entro il 15. Il 15 è a ridosso di Natale, avremmo sentito dire poi che l'alibi di dire che il referendum non ha avuto esito perché ce l'hanno convocato furbescamente a ridosso di Natale. Penso che il 1° dicembre sia una data pulita, non c'è nessun impegno, le piste da sci sono chiuse, per cui nessuno ha niente da dire. Il Presidente della Regione ribadisce una posizione super partes. Nel rispetto di tutti i cittadini, non l'ho mai fatto con nessun referendum in Veneto per le fusioni dei comuni, figuratevi se lo faccio adesso. Il referendum è convocato nella prima data utile, evitando anche, come si può dire, di creare impiccio con convocazioni fatte, che so, l'8 di dicembre piuttosto che il 15 dicembre che è praticamente a ridosso di Natale. Giusto che i cittadini esprimano la propria opinione, ma separarsi è sempre un errore. Sulla questione del referendum interviene ora Massimo Zanon, presidente della Confcommercio della città metropolitana. Quale futuro per Venezia e Mestre? Il dibattito è aperto. Da un lato un comune di terra e di mare secondo gli ampi confini amministrativi che furono disegnati nella seconda metà degli anni 20 del secolo scorso. Dall'altro 2 città, Terraferma e Laguna, che intraprendono un cammino separato seppur per certi versi parallelo. Opinioni, compresa l'astensione dal voto, che ci accompagneranno fino al referendum del 1° dicembre. Il presidente della Confcommercio della città metropolitana di Venezia, Massimo Zanon, ha le idee chiare. Una linea che è quella che pratico nel nostro modo di fare associazione. Il dividersi è sempre un errore. Il fatto che però uno possa esprimersi è assolutamente una cosa che noi consideriamo da non sottovalutare, nel senso che è giusto che ci sia l'espressione, anche se si ripete ogni pochi anni e poi alla fine vedremo cosa succede. Zanon traccia un parallelo con le difficoltà a fare sistema in economia che a volte contraddistingue il nostro paese. Se per caso uno mi dice cosa penso di un paese come l'Italia che continua ad avere 1000 campanili, noi stiamo continuando ad avere una visione spesse volte che è tipicamente locale, ma che però nella strategia poi veniamo fregati da paesi che non sono neanche competitivi come noi, però sono più bravi.
Piazza San Marco è ormai un luogo turistico sempre più lontano dalla vita dei veneziani. Un comitato di residenti si è formato per restituirla alla vita sociale della città e conta già centinaia di iscritti. Che proprio il cuore di Venezia non sia più un posto per veneziani è implicito nell'atteggiamento che oramai da decenni non lo vede più come luogo di incontro o di passeggiata. Certo, Piazza San Marco è ancora vissuta con orgoglio dai veneziani, ma spesso anche come una sorta di terra franca, quasi estranea alla città, dedicata al passaggio di decine di milioni di turisti. Un simbolo, ma non un luogo di socialità. Proprio in anni in cui ogni giorno perde 3 abitanti e si aprono 25 posti letto turistici, Venezia sta vivendo un fermento di associazioni di residenti che non si arrendono e ora conta già centinaia di associati anche il neonato comitato per il ritorno di Piazza San Marco alla città. La nostra associazione si è formata l'8 di luglio dopo la manifestazione, la grande manifestazione contro le grandi navi, in cui non ci è stato consentito di concludere la manifestazione in Piazza San Marco. Che cosa vi proponete? Ci proponiamo di lavorare per il ritorno della piazza alla città. Ci siamo accorti che come cittadini evitiamo ormai la piazza, non è più un luogo nostro, ci è stata espropriata e invece dovrebbe tornare a quello che è un uso civico, sociale, come era il Foro Romano. La piazza è il cuore della polis e noi ne siamo stati privati. Le strategie e le prime iniziative da tenersi in Piazza San Marco, come ad esempio una giornata dei veneziani nella loro piazza che unisca associazioni, categorie e soggetti culturali, sociali e politici, saranno dibattute in un'assemblea pubblica fissata alle 18 di giovedì alla Scoletta dei Calegheri. Come può tornare centro civico Piazza San Marco? Può tornare centro civico abitandola, consentendo ai cittadini di realizzare delle iniziative, di non interdirla. Non può essere soltanto luogo di transazioni commerciali, per cui va bene l'Aperol o il concerto e non iniziative civiche. Non vogliamo fare delle fiere provinciali, vogliamo avere il diritto di utilizzarla per iniziative civiche, di confronto, anche per quello che era il listone una volta. Parliamo ora di inquinamento perché mentre partono le norme anti-smog i residenti di Zellarino chiedono un tavolo urgente per discutere con l'amministrazione una soluzione nella gestione di traffico e smog. Sono in continuo aumento le malattie derivanti appunto alle allergie, alle asma e in più anche a tumori riguardo a PM10 o cose del genere. Nel giorno in cui entrano in vigore fino al 31 marzo le norme anti-inquinamento dettate da un accordo sottoscritto da Veneto, Lombardia, Emilia e Piemonte che prevedono l'adozione di limitazioni e divieti nel settore di trasporti, combustione per riscaldamento e agricoltura, a Zellarino municipalità e residenti chiedono un tavolo con l'amministrazione perché intervenga nel contrasto dell'inquinamento da smog. Mettiamo in campo una manifestazione insomma un po' più forte, cioè chiediamo ai cittadini che sono sensibili a questi temi del traffico e dello smog di appendere ai propri balconi, alle proprie ringhiere degli striscioni come quello che c'è qui dietro con scritto basta smog, basta traffico. La richiesta è molto semplice, noi non vogliamo dare soluzioni preconfezionate a un problema che ci rendiamo conto è molto complicato. Però vogliamo e chiediamo che questa amministrazione ci metta la testa. Noi ogni mattina nelle strade di Zellarino, ma non solo a Zellarino, basta vedere anche Chirignago, la Gazzera, ma penso il centro di Mestre, assistiamo a interminabili code che bloccano il traffico, la viabilità e che creano inquinamento, smog per i cittadini insomma, e per i bambini che abitano questa zona. I cittadini fanno parte del comune, sì che noi siamo quelli che diamo il consenso, però dopo che noi veniamo disattesi in qualche modo. Speriamo che in questa occasione si mettano in mano sulla coscienza e riescono a superare questo problema in qualche maniera. Se così non sarà, i cittadini metteranno in scena proteste eclatanti. Mentre per quanto riguarda la disposizione in vigore, da oggi ARPAV emetterà ogni lunedì e giovedì il bollettino dei livelli di allerta per il PM10, che definirà lo scatto di divieti del giorno successivo. Nel livello di allerta 0 verde, dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì al venerdì feriali è vietata la circolazione per i veicoli sia privati che commerciali Euro 0, 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Per il periodo dal 16 dicembre al 25 vengono sospese
delle limitazioni al traffico citate, dal 26 dicembre al 6 gennaio, attivate solo in caso di livello di allerta rosso. E alla luce delle previsioni meteo che indicano l'arrivo di una perturbazione in Veneto, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato d'attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Stato d'attenzione rinforzata nel Bellunese, nel comune di Borca di Cadore, nell'area della frana. Ieri sera a 20:10 il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, che lancia un appello al nuovo governo sulla zona economica speciale. Sentiamo. Tra il governo giallo-verde e il governo giallo-rosso, per quanto riguarda la zona economica speciale, c'è un'unica differenza grande, che nel governo giallo-verde il ministro per il Sud era un ministro del Movimento 5 Stelle e che abbiamo portato a fare un ragionamento grazie anche a tanti parlamentari e senatori di questo territorio, tra cui uno è ministro che è l'onorevole D'Incà, che ci ha aiutato tanto in questo progetto, e bisogna dirlo perché bisogna dare il merito alle persone e bisogna anche dire il demerito. Ora c'è un governo del PD che ha portato avanti sempre la ZES. L'ha portata nel 2017 per quanto riguarda il Sud, ha riconosciuto al Nord la zona logistica semplificata, io dico una presa in giro, e invece ha portato avanti, quando c'era il governo giallo-verde, una serie di emendamenti perché si è reso conto che la zona economica speciale serviva a tutto il Nord. Il PD non ci può dire non sapevamo, perché il PD sa, l'ha scritto, l'ha fatto col governo Gentiloni e sono contento della coerenza del sottosegretario per Paolo Baretta, perché lui l'ha seguita in prima persona e lui sa benissimo quelle che sono le sfaccettature anche dal punto di vista delle potenzialità, e pertanto io al sottosegretario per Paolo Baretta dico grazie. La cronaca, ora grave incidente ieri sera lungo la Romea, a perdere la vita un anziano di Chioggia. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo mese, ma la sua corsa si è fermata lungo la Romea lunedì sera, poco dopo le 20, a Lova di Campagna Lupia. Un pensionato di Chioggia, a bordo della sua auto, si è scontrato frontalmente con un tir che sopraggiungeva dalla parte opposta, ai chilometri 107 e 200. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto guidata dall'anziano potrebbe aver invaso la corsia opposta, forse una distrazione o un sorpasso azzardato. Sul posto sono giunti i carabinieri di Chioggia per i rilievi, mentre i vigili del fuoco sono arrivati da Piove di Sacco e Mestre, anche con l'autogru. Hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'anziano. Nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Illeso invece l'autista del camion. Qualche disagio alla circolazione, rimasta interrotta fino al termine delle operazioni di soccorso, poco dopo le 21. Pesca illegale di vongole, 2 chioggiotti sono stati multati dai carabinieri. Quando in lontananza hanno visto i carabinieri, 2 pescatori chioggiotti di 42 e 45 anni sono fuggiti nascondendosi in barena. In barca avevano 3 quintali di vongole pescate illegalmente. Ma la fuga non è servita a molto perché i militari del nucleo natanti di Venezia li hanno raggiunti e multati. La coppia è stata intercettata lungo il canale Cunetta dietro Porto San Leonardo a Mira, mentre pescava le vongole con una rasca manuale. I carabinieri hanno sequestrato il pesce. Trattandosi di novellame, quindi ancora allo stadio giovanile, il valore commerciale sarebbe stato superiore a quello comunemente venduto, poiché distribuito a titolari di concessioni di allevamento. Il prezzo complessivo del pescato, infatti, sul mercato nero si aggira sui 3.000 euro circa. Le vongole comunque sono state restituite alle acque perché ancora in stato vitale. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. 4 utilities accomunate dalla volontà di facilitare i cittadini, nuovo sportello aperto a Gaggio di Marcon. Luce
luce, acqua, gas e rifiuti in un unico negozio. Un progetto voluto e ideato da più soggetti con lo scopo di ottimizzare e dare maggiori servizi ai cittadini. Taglio del nastro a Gaggio di Marcon. Inauguriamo un centro che sicuramente darà grandi servizi e soddisfazioni ai nostri cittadini. L'obiettivo è poter dare un'unica risposta in un unico luogo, tra l'altro nella frazione di Gaggio, quindi punto di riferimento per il nostro territorio, essendo baricentrico per l'appunto rispetto alle frazioni di Marcon, Saliberale e Colmello. Penso che sia la formula vincente per il futuro, aziende serie comunque che collaborano assieme all'ente locale per il raggiungimento di questi obiettivi. Un'iniziativa voluta e pensata per andare incontro ai cittadini sempre più di corsa e alle loro esigenze, permettendo di risparmiare tempo e denaro. 600.000 sono le famiglie interessate che vengono agevolate nei 77 comuni coinvolti, quindi una grande iniziativa che è stato un percorso di 7 anni, ma importante, che capovolge un po' il concetto del servizio, no? Noi abbiamo detto i nostri cittadini sono al centro, siamo delle società che si mettono assieme, ma siamo delle società del territorio, mettiamo al centro i cittadini e cominciamo a organizzare questi centri multiservizi. E dopo 7 anni nasce anche oggi a Marcon appunto questa nuova opportunità, quindi direi che la strada che abbiamo intrapreso assieme a tutti gli altri amministratori è quella giusta. Anche a livello di costi. Un'ottimizzazione dei costi sia per i cittadini ma anche per le nostre aziende, quindi diciamo che è veramente il top per riuscire a essere sul mercato competitivi, ma anche per offrire un servizio che vada incontro alle esigenze dei cittadini. Seconda edizione del Vaporetto Rosa nell'ambito delle iniziative nel mese di ottobre dedicate alla donna e alla prevenzione del tumore al seno. Il Vaporetto Rosa rappresenta una sorta di viaggio della prevenzione che attraverserà tutta la città, dalla laguna alla terraferma, raggiungendo tutte le donne con un unico messaggio universale, che è quello che la prevenzione è vita, ma è anche corretta informazione. E allora noi come istituzione abbiamo il dovere di renderci veicoli di questi messaggi importanti, di sensibilizzare la comunità. Il Vaporetto Rosa è in qualche modo il simbolo di tutte le donne che hanno lottato e sono guarite dal cancro al seno, per tutte le donne che stanno ancora combattendo. È un invito per quelle giovani e meno giovani ad effettuare gli screening e i controlli necessari, a monitorare i cambiamenti del proprio corpo e quindi a prendersi cura di sé. Vi ricordo ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori, lo spazio è Lo dico ad antenna, se avete delle segnalazioni da fare alla nostra emittente lo potete fare ai contatti che vedete in sovraimpressione, redazione@antena3.it oppure 0422 0230 898 per i messaggi vocali o 351 17 55 340 per gli sms o i messaggi WhatsApp. Vi ricordo poi, come sempre, subito dopo TG torna 20:10, questa sera ospiti in studio Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere. È tutto dunque per questa edizione, vi lascio come sempre con il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Un fronte di aria fredda irrompe dal nord Europa sull'Italia portando maltempo e anche un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio la situazione di mercoledì 2 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo perturbato un po' dappertutto con piogge e temporali diffusi, come vediamo. Attenzione perché i fenomeni potranno essere anche forti e localmente accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature in lieve diminuzione, come detto, minime tra 11 e 18 gradi, massime tra i 19 e i 22 gradi circa. E anche sul Friuli Venezia Giulia il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge dappertutto, localmente anche intense, e non si escludono dei fenomeni anche forti. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 18 e 20 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà invariata. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse, tuttavia in cessazione entro la nottata.
Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.